Allora, io sono qui in qualità di coordinatrice del gruppo educativo Zero Fassa del Veneto. Sono qui per dare visibilità e voce ai 9.000 studenti che abbiamo finora incontrati nelle scuole, i quali, rifacendosi alla Costituzione italiana, vogliono giustizia, vogliono un processo che difenda le vittime, i cittadini contaminati, e sono qui portando simbolicamente la rappresentanza di essi attraverso la scuola media Zanella di Arzignano. Prego qua gli studenti della scuola media Zanella di Arzignano, i quali rivendicano il diritto alla salute, il diritto alla vita, il diritto alla trasparenza. Vogliono giustizia. E poi, dopo di loro, ci sono anche gli studenti che autonomamente sono venuti qua da Schio, dell'ITIS de Pretto, autonomamente ottenendo un'autorizzazione, vogliono leggere un comunicato che hanno fatto e che è stato sottoscritto non solo da loro, ma anche da 56 tra docenti, dirigente e personale ATA. Come se non bastasse, stanotte mi è arrivato anche un altro comunicato di un'altra scuola di Schio, il Pasini, in cui gli studenti hanno fatto una nota al Tribunale di Vicenza ed è stata sottoscritta anche dai docenti che aderiscono al progetto sui FAS. Sono tutte scuole che lavorano con noi e che attuano la cittadinanza attiva. Quindi è veramente una questione di diritti e loro rivendicano questi diritti. Che dire ancora? Parlano tanto di ragazzi di oggi, dicono sciocchezze che sono rammolliti. Questi sono gli studenti di una generazione che resiste e che vuole giustizia. Impariamo da loro. Ecco, allora io sono molto commossa perché 7 anni di lavoro hanno portato questi risultati all'improvviso e sono anche felice, a dire la verità. Adesso do la parola a loro. Prima la scuola Zanella. Oggi siamo qui, davanti al Tribunale di Vicenza, perché la verità ha un valore immenso, irrinunciabile. Siamo qui perché l'acqua, l'aria e la terra sono beni preziosi da tutelare. Siamo qui perché il futuro merita attenzione, cura e responsabilità. I nostri ragazzi lo sanno bene. Ogni cambiamento, ogni rivoluzione nasce dagli occhi curiosi e avidi di giustizia e di bellezza. E oggi questi occhi sono i nostri ragazzi della scuola secondaria Zanella di Arzignano. Studenti che non accettano il silenzio, che vogliono capire, che chiedono risposte. Siamo qui perché questa è la nostra terra, perché questi sono i nostri fiumi, i nostri prati, la nostra acqua, e tutto merita rispetto e amore. Siamo qui per dire che la scuola è educazione alla cittadinanza, è imparare a distinguere il giusto dall'ingiusto e non restare indifferenti. L'associazione ecologista CILSA ha incontrato gli alunni delle classi terze, come ormai da tanti anni nelle scuole di tutto il Veneto. L'obiettivo è parlare ai giovani, svegliare le loro coscienze critiche, far comprendere loro che devono essere cittadini attivi, artefici del proprio futuro. E sono qui i nostri ragazzi, con la loro voce giovane,
ma sicura e convinta. Sono qui, in prima linea, per dire ci siamo e per dire no a chi vuol toglierci l'ambiente, i sogni e il futuro. Il futuro non si aspetta, si costruisce e noi e i nostri ragazzi abbiamo iniziato a farlo.